Sono accorto perché di là c'è un pistone. Il quinto giorno di gara è sicuramente il più atteso dai piloti, che partiti da Almeria hanno percorso migliaia di chilometri tra pietraie e dune di sabbia per giungere qui, al cospetto della Grande Duna. No, allora oggi la gara è molto più rapida di ieri, è una garetta di cross, sono circa 100 km, 4 giri tutti uguali, quindi imparato il primo giro, gli altri si faranno in scioltezza. Today I expect quite a lot difficulties when we pass very high dunes. There will be for sure secret points and you need to approach them, you need to find them, and when is sunshine the sand is coming more and more soft, and the last laps I think could be more difficult than first laps. La gara di oggi viene chiamata Duna Race, corsa sulle dune. Consiste in 4 giri di 20 km l'uno attorno alla duna più alta dell'Erg Kebbi a Merzuga. I checkpoint sono piazzati sempre in cima alle dune più alte, molto difficili da raggiungere. A chi non salta nemmeno un checkpoint, spetta l'onore di salire la duna più alta, la Grande Duna. Uno slancio finale per percorrere tutto in una volta il dislivello di 350 metri e raggiungere la sommità dove è posto l'arrivo di gara. E sarà divertente la parte finale di salita alla Grande Duna. Chi non sale in moto o riprova 3-4 volte oppure quando è disperato pianta la moto lì e comincia a salire a piedi, che è la fatica più faticosa che abbia mai fatto. Io quindi pianterò la moto e vado su direttamente a piedi, così evito di farmi il mazzo 2-3 volte. La Grande Duna rappresenta da sempre il momento clou dei 7 giorni di gara del Touareg Rally. È il momento in cui il pilota spinge al massimo dei giri il motore del proprio bolide e sale verso il cielo, mentre le ruote affondano sempre più nella sabbia. È il momento in cui la passione per la sfida si mescola all'emozione di raggiungere e a volte oltrepassare il proprio limite. Siete riusciti ad arrivare in cima? Sì. Siete tardi? A stecca proprio. Sì, è vero. Forse secondo gli italiani. Sì, perché era tutto amico prima. Quindi sei tu il primo tra gli italiani? No, secondo. E là, è arrivato Mirchetto, sì, per primo. Ma l'importante è arrivare, dai, qui sopra. L'importante è non farsela a piedi. Questa è la cosa più importante.